Rieccoci, argomento che interessa i nostri telespettatori. Ho molte telefonate, cerchiamo di passarne ancora. Chiedo scusa se qualcuno non passerà, però cercheremo di farne passare il più possibile. Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo, da dove? Sì, buonasera a tutti, sono Daniele Ongaro, chiamo da Spinea. Prego. Ciao. Daniele. Ciao. E allora, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Volevo salutare innanzitutto il mio sindaco Silvano e Ilario Simonaggio, che lo conosco direttamente. Adesso magari lui non mi focalizzerà, però ci conosciamo. Sono un collega di Paolo Tolio. Ciao Ilario. Sì, ciao. Allora, niente, io puntualmente, anzi quotidianamente, ne parlavamo anche recentemente con Silvano, faccio la tratta autostradale da Dolo Mirano a Padova. E niente da dire, perché 80 centesimi era una tariffa conveniente, abbastanza anche risolvibile sul piano economico e non tanto, diciamo, eccessiva. Ultimamente i 2,80 € cominciano a pesare a tutti quanti, quindi il sottoscritto e anche altri colleghi abbiamo provato l'annualese, la Riviera del Brenta, e mi riallaccio al discorso che faceva recentemente Silvano. Effettivamente la gente esce a Spinea, intasa le strade comunali, intasa le strade provinciali, il traffico sta aumentando, perché me ne sono proprio reso conto, perché ho fatto dei test anche variando gli orari di lavoro, e aumenta l'inquinamento. Quindi il problema non è solo economico, ma direttamente anche ambientale, e quindi di riflesso i comuni ne risentono. Una cosa mi chiedo io, e forse sarà stata detta ma non ne sono sicuro: perché non mettere a pagamento il tratto Dolo-Mirano Mestre, anche 50 centesimi, 60 centesimi? Cosa succedeva? Io entravo a Padova, uscivo a Milano, pagavo 80 centesimi, volevo andare a Mestre, anche se rientravo, quindi il tornello a questo punto non aveva neanche più senso, facevo 80 più 60, 80 più 50, in base a quello che la società concessionaria voleva stabilire, ed era 1,40 €. Ma era più semplice, quindi... scusami, era più semplice fare Padova Mestre 1,40 €, cioè era la esattamente, bravo. Senza bravo. uscire e rientrare, era più semplice far questo. Il tratto gratuito secondo me andava abolito, perché se io stabilisco 50 centesimi, 60 centesimi quel tratto che ora è gratuito, il tornello non ha più senso. Certo, che io entro ed esco e faccio tutto l'intera tratta, quelli sono i soldi, perché tanto se rientro mi addebitano i 60 centesimi o i 50 che sono, quindi l'intera tratta 1,40 € o uscire prima o uscire dopo non cambia nulla. In questo caso secondo me le autostrade ne guadagnavano di più, perché il traffico continuava ad essere in aumento, quindi loro avevano anche dei introiti. Le faccio una domanda, grazie alla telefonata. Sindaco, prima di passare alla telefonata, domanda: se un giorno a un certo punto la gente si arrabbia e dice io non prendo più l'autostrada e vado per la strada statale, crea problemi a Spinea, crea problemi a Milano, crea problemi a Dolo, crea problemi a Brento, però i gestori delle autostrade capiscono questo o non gliene importa nulla, non gliene importerà nulla? Ma credo che, insomma, noi assieme anche a Maria Rosa e agli altri sindaci abbiamo cercato di stabilire dei momenti di incontro tra tutti i soggetti che sono interessati al sistema trasportistico, proprio perché ci rendiamo conto che il sistema è un sistema che interagisce, non è che c'è l'autostrada e poi non c'è nient'altro, insomma. Ci sono le strade provinciali, statali, che conducono all'autostrada, e quindi a volte magari si va anche a progettare una strada molto importante come il passante, forse non tenendo conto del tutto che c'è un sistema che va coordinato. Allora, è chiaro che se il pedaggio autostradale aumenta in questo modo, la conseguenza è o che si creano i famosi tornelli da qualche altra parte, ma mi sembra che al momento questa possibilità o questa eventualità non ci sia. Però sicuramente è aumentato il traffico nelle nostre strade, questo indubbiamente. E come lo risolverà? Come lei da sindaco come lo risolverò? Noi abbiamo già mandato una lettera di richiesta di verifica a CAV, ma credo che a questo punto dovremo anche chiedere agli altri soggetti della provincia, agli altri colleghi sindaci, di tenere la situazione, diciamo, tra virgolette, un po' più monitorata. E poi cercando appunto anche perché siete responsabili del fatto ambientale, perché insomma, prima per esempio Sartori interveniva e diceva: ma ricordatevi che quando si parla di passanti o di altre tratte autostradali, tenete conto che a pagare sono i mezzi pesanti, gli autotrasportatori eccetera, ok? Ma poi alla fine, se questo traffico si trasferisce in strade locali, provinciali eccetera, chi paga?
Appunto. Ed è un po' il ragionamento che facciamo noi quando anche in strade comunali vediamo mezzi pesanti che in qualche modo ci creano dei grossi problemi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, e non è che i comuni abbiano un introito per questo passaggio, quindi è chiaro che noi non è che possiamo come dire, pensare a un sistema dove costruisci le autostrade, crei problemi nel territorio e poi alla fine... Però sarà un problema, sindaci, che vi si ritornerà sulle vostre spalle, perché se la quota di uscita dell'autostrada sarà di 2,80 €, c'è poco da fare. Il pendolare, uno prima di spendere 10 € al giorno tra autostrada, benzina e tant'altro, esce volentieri a Spinea, farà più fatica, farà la coda, però cercare di risparmiare. Dunque, il problema è ancora più grave, non sceglierà l'autostrada, questo è il punto vero. Questo che stavo dicendo ed è quello che si sta un po' verificando, insomma. Questo ovviamente è un punto da studiare e analizzare. Sentiamo la telefonata. Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Io sono Cracco, chiamo da Trieste. Buonasera Cracco. Il problema è che state ponendo adesso, io conosco bene quella zona di cui parlate là, di quei paesotti, quelle cittadine lì che sono intorno a Venezia e a Mestre, ma il rapporto fra l'utente che viaggia in automobile e l'autostrada qual è? Io vado in autostrada se mi conviene, se non mi conviene vado per la statale o le altre strade che trovo. Se costa caro, costa poco, costa tanto, il punto di fondo è: mi conviene, ho necessità. Se ho necessità di arrivare entro un certo tempo vado in autostrada, se non mi interessa vado fuori dall'autostrada. Ecco, questo è il nesso, tutto il resto, insomma, sì, però andare fuori è Cracco, di comune, è una cosa che conta poco. Cracco, mandare fuori dall'autostrada, Cracco, mandare fuori dall'autostrada vuol dire alzarsi un'ora e mezza prima per andare al lavoro, ha capito? Scusi un momento. Insomma, alzarsi prima, alzarsi dopo. Io lavoravo in piazza San Marco a Venezia, andavo in ufficio, e per andare in ufficio da me in piazza San Marco era come fare un viaggio eterno, no? Perché devo prendere l'auto. Ma se viaggio in autostrada, se io vengo da Trieste e voglio venire a Mestre, e da Mestre voglio andare a Treviso, a parte dove vado? Vado in autostrada, non posso andare per Italia a fare la fila. Cioè l'autostrada è un mezzo che favorisce il movimento degli automezzi, e io vado in autostrada e pago. D'accordo Cracco, però c'è... il costo caro cosa vuol dire costa caro? Il pendolare, uno che fa il pendolare sa che deve andare in autostrada, che utilizza l'autostrada. Allora, le semplifico, guardi, la logica di sapere chi pagherà. Paghiamo tutti insieme, no? Cracco, le spiego subito. Un pendolare, le faccio un esempio pratico, che prima prendeva l'autostrada a Padova e usciva a Milano e poi rientrava e andava a Mestre, spendeva euro più euro meno 450 € all'anno di autostrada. Oggi, senza contare la benzina, senza contare il deperimento dell'automobile e tant'altro, la stessa tratta spende 1.450 €. Vuol dire che in un anno spende 1.000 € di più. Lei capisce che con i tempi che corrono il pendolare, quello l'operaio che lavora, a spendere 1.000 € in più gli rompe un po' le scatole, che lei ne dica, però è così, D'accordo, ma scusi, adesso facciamo una riflessione. Facciamo una riflessione pratica. La facciamo con i conti, la facciamo con i soldi in mano. Fare il pendolare, so cosa vuol prendere il vaporetto, e poi una volta c'era l'autobus, poi c'era il filobus. Ma il problema di fondo è questo: ho interesse, guadagno ad andare in autostrada, sì o no? Sì. E costa caro, ho capito che mi costa caro, ma vado in autostrada perché è la soluzione migliore. Ho capito, ma allora per questo qualcuno, Cracco, non voglio fare una diatriba con lei, però Cracco, chi gestisce... Il giorno in cui non mi conviene più non vado neanche a lavorare. Ho capito Cracco, ma chi gestisce le autostrade proprio per il ragionamento che sta facendo lei non ne deve approfittare, tutto qui. Perché allora io Trieste-Venezia, invece che mettere 8 € metto 28 € di tragitto, lei cosa fa? La prende ugualmente. Ha capito? Allora, certo che la prendo. Allora vorrei vedere, non metto 50 €, cioè voglio vedere, mica tutti hanno Scusi, il problema è... Scusi un momento. Il problema è un altro, bisogna far conto sulla busta paga delle persone. Io sono in strada sulla Romea e devo andare a Treviso, cosa faccio? Cracco, il professor Manocasi le ha fatto una domanda, vuole ripetere, professore, così? Il
il problema è fare i conti con la busta paga delle persone. Se io devo andare a lavorare e la mia busta paga non mi consente di fare il tragitto, troverò un'altra soluzione che non è quella di andare in autostrada. Purtroppo c'è invece chi è indifferentemente può andare sulla statale e sull'autostrada, e se l'autostrada aumenta di prezzo non gliene frega niente. Io non ho problemi a andare in autostrada e non guardare quanto costa l'autostrada, ma la maggior parte delle persone che fanno il tratto di cui trattiamo oggi hanno i soldi contati, e quindi è giusto che venga tenuto in considerazione un risparmio per queste persone che sono obbligate. E siamo in Italia, non si può obbligare a usare una strada a pagamento e con questi prezzi. Questo è contro la Costituzione. Grazie Cracco della telefonata, ne abbiamo un'altra, l'ultima. Se mi fate dire una cosa, solo un momento, posso dire una cosa, solo un momento, ma il punto di fondo è, quando io mi trovo a Mestre e sono costretto che per andare in un punto devo fare il giro della circolazione e faccio un sacco di chilometri e non pago un fico secco, è lì che li metto, perché li metto sulla benzina, li metto sul costo chilometrico. Quello è un problema aperto, sì. No, il problema è di far crescere la nazione, Cracco. Comunicazione rapido e secondo me il più conveniente rispetto a tutte le altre diavolerie che ci sono, perché di là intorno a Mestre è una cosa che è una scortatura gigantesca. Andare a Milano, dove andare a Villa Santa, quando si va a Lecco, diventa ebete, come si dice. Certo, Cracco, poi le facciamo... L'altra è la famosa Villa Reale. È successo tante volte, io conosco abbastanza bene le diavolerie. Certo, Cracco, poi lo facciamo vedere, Cracco. E con questo vi saluto. Grazie, Cracco, poi lo facciamo vedere, continui a seguirci, poi le facciamo vedere le tariffe negli altri paesi. L'ultima telefonata, chiedo alla regia di farmela passare prima di un altro break, sentiamola. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, senta, sono Alfredo da Verona. Sì. Alfredo da Verona, prego. Sì, ok. Senta, qua si parla di cifre astronomiche, 500, 1000, 1500, 2000 euro l'anno di pedaggi autostradali, ma scherziamo, ma dove siamo finiti? Io sono appena tornato una settimana fa da Lussemburgo, ho fatto la Germania, ho fatto l'Austria, ho fatto la Svizzera, ho fatto Lussemburgo, il Belgio, ma lo sapete, in Germania, Lussemburgo, Belgio, autostrade gratis. Si viaggia gratuitamente. In Lussemburgo l'anno scorso si pagava il gasolio a quest'ora 1,23 euro a questo periodo. Quest'anno, giusto una settimana fa, il gasolio costava 1,20 euro. Ma scherziamo, qua non sappiamo più neanche dove viviamo. In Svizzera, per esempio, lo sanno tutti, con 35 euro viaggi un anno. Viaggi un anno, non un anno, 13 mesi, cioè tu viaggi fai il 2014 e poi viaggi. Guardi, anche lei rimanga collegato, chiedo alla regia nel frattempo, se avete le tariffe, perché c'è un'altra telefonata, è intasato il centralino, guardi, le faccio vedere la tabella, se la regia mi è da supporto rapidamente, nelle autostrade in Europa quanto costano le più importanti, quelle più vicine al nostro territorio. Guardate, in Italia si paga il pedaggio, e che pedaggio? In Austria si paga la vignetta, quel famoso che si fa per 10 giorni 8 euro, oppure per un anno 77-80 euro. Si paga la vignetta anche in Svizzera, come diceva il nostro telespettatore, è 32 euro. In Francia non tutte le autostrade sono a pagamento, quelle dove si paga sono segnalate blu con la scritta payment. In Germania non si paga il pedaggio, in Inghilterra non si paga il pedaggio, in Spagna si paga il pedaggio nelle autostrade, però attenzione, nelle superstrade che sono simili alle autostrade non si paga il pedaggio, però nelle autostrade si paga. Questa è la tabella delle nazioni più vicine all'Italia, insomma, per quanto riguarda le autostrade. Dunque la domanda è, Simonaggio, ma perché in Germania, che è un paese ricco, in Inghilterra, che è un paese spendono i soldi per fare l'autostrada e poi non le fanno pagare? Vuol dire che i politici che hanno costruito le strade per i cittadini sono stati parsimoniosi, hanno risparmiato, non dico altro, perché qualcosa ci sarà, pure, è inutile stare qui a nasconderci. Noi abbiamo un grandissimo debito pubblico, quindi è del tutto evidente sì, ma ce l'ha anche la Spagna, ce l'ha anche qualcuno. Sì, noi però siamo al 130% del PIL, cioè
ci sono delle ragioni. Dopo però è vero indubbiamente una cosa, la dico, i cittadini avrebbero il diritto alla mobilità. Parlo del Veneto dove è più semplice. Allora bisognerebbe che ci fosse un'offerta di diritto alla mobilità che funziona così. C'è una strada lenta e una strada veloce. Tu vuoi prendere quella veloce, paghi un contributo di pedaggio. Hai del tempo, non hai le risorse, non hai i soldi, non ti interessa andare lento. Noi tra l'altro abbiamo una velocità commerciale che è molto bassa, quindi uno degli altri problemi del sistema competitivo in Italia è la velocità bassa. Noi abbiamo fatto scarse politiche per i centri urbani e abbiamo adesso ormai spalmato un'idea di finanza e progetto, tutte strade a pagamento, con l'assurdità. Faccio l'esempio che ci sono progetti in questa regione che anche le tangenziali cittadine devono diventare strade a pagamento. Quindi una spalmatura che di fatto paghiamo tutto. Bene, allora, voi capite che siamo in presenza di una situazione che è insostenibile. La penso come Ermanno Casen, cioè qui c'è un problema di fondo che non basta occuparsi di ridurre la scontistica, lo scrivevo oggi in un comunicato prima di venire qui, cioè bisogna che il governo si ponga il problema di rivedere l'intero sistema. Mi scusi, mi agito anche io, ho ragione il professor Ermanno Casen che dice uno prima di mettere anche la tariffa per il tangenziale guarderà la busta paga di questi pori cristi o no, perché se no aumentiamo tutto e allora è l'ultima telefonata davvero, chiedo legge, so che va arrabbiate però è l'ultima, sentiamola. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo, da dove? Sì, buonasera, sono Ornella Lari e parlo da Quarto d'Altino. Prego, signora Ornella. Allora, io sono 13 anni che faccio la tratta Quarto d'Altino Padova Est e ultimamente facevo anch'io il giro del Tornello di Dolo e adesso invece faccio il giro di Spinea, per capirci. Allora, quello che io penso è che l'autostrada è sì una cosa particolare, quindi dà un buon servizio, però è comunque un servizio pubblico, ok? Allora, è un servizio pubblico, per carità dovrà anche essere a pagamento, ma adesso mi sembra che stiamo anche esagerando. Sì, mi rifaccio il discorso fatto 2 minuti fa da quel signore, dice l'Inghilterra le autostrade sono gratuite, eccetera, eccetera. Certo, bisogna guardare a questo tipo di politica qua. Cosa succede? Che CAV o le autostrade hanno il monopolio, ok? Non c'è ancora Montezemolo che ha fatto un qualcosa di similare, per cui loro fanno quello che vogliono. Essendo un servizio pubblico adesso ci stanno strozzando, troppo, non è il momento. Secondo questo io volevo dire, cioè è troppo cara. Io dico che se è un servizio va pagato, come pago il pullman, come pago il treno, i pendolari hanno delle tariffe agevolate su altri trasporti pubblici e siccome anche l'autostrada a mio avviso è un servizio pubblico dovrebbe avere questo tipo di agevolazioni per i pendolari. Vi ringrazio per avermi dato spazio. Grazie a lei signor telefonata. Varotto, ovviamente si lamentano tutti, però mi rattristisce il fatto che la politica italiana, proprio al di là del debito pubblico che faceva riferimento prima il sindaco di Spinea, che c'è ed è altissimo, che proprio qui i politici italiani non capiscono il bandolo della matassa. E io la mia idea personale ce l'ho, ma sbagliata, che se volessero riuscirebbero a sistemare tante cose, anche superando il debito pubblico che è enorme, stratosferico. Io sono dell'idea che le autostrade dovrebbero diventare tutte sotto lo Stato. L'80% ormai sono pubbliche, c'è un 20% che è di proprietà dopo di 2 operatori, Gavio e Benetton, non è che ci si sposta di tanto, è che ci sono molti intrecci poi politici fra le regioni. Ma secondo lei Benetton ci guadagna con le autostrade? Io credo che un imprenditore quando fa queste cose... E perché lo Stato non ci guadagna? Perché Benetton è imprenditore, Gavin imprenditore e lo Stato... E mi fate pensare che qui cioè, io se fossi un imprenditore in questo momento, come sto dicendo... No, scusatemi Varotto, allora mi dite che gli imprenditori se prendono lo stesso pezzo di autostrada ci guadagnano, lo Stato ci rimette. Mi spiegate perché? Sono schizzati in alto i pedaggi, lo dicevate nell'apertura, cioè se i pedaggi non superano il dato inflattivo ma sono più che il doppio, cioè qui abbiamo avuto una politica che ha molto contribuito. Sì, ma Benetton ci guadagna, spiegate perché si pedaggio. Prima il pedaggio quando era statale si pagava poco, poi all'improvviso non c'è più stata correlazione, è un po' il ragionamento di 1.000 euro che no, e 1.000 lire €1, no? Cioè, sono successe delle cose negli ultimi 10-15 anni in questo paese che... Prego Varotto.
Io adesso, sui concessionari, ho cominciato a seguirle adesso e vedere come sono fatte le proprietà e tutto il resto. Prima guardavo i conti della mia azienda con le autostrade che erano già un problema e cercavo di salvarmi in qualche modo. Io sto cominciando a uscire dalle autostrade, possibilmente quando posso, anche però è difficile perché noi siamo anche costretti a prendere autostrade, perché abbiamo mezzi grossi, perché quando siamo sui comuni abbiamo divieti di passaggio, ci sono multe, non ci sono raccordi che possono fare saltare un paese. Se andiamo nel graticolo di Spinea, Martellago, Mirano, cioè, anche loro non sanno come mettere i divieti, dobbiamo allungare anche di 30 km per andare a fare 3 km di strada. Saremmo costretti a mettere ancora di più. E ancora di più. Ecco, questo sta dicendo che dobbiamo prendere l'autostrada. Comunque noi siamo pronti in questo momento, siamo molto arrabbiati e le autostrade in questo momento devono ascoltarci. Quindi abbiamo domandato l'incontro, ci devono ascoltare perché... E cosa chiedete? Noi chiediamo intanto una riduzione, l'aumento non ci deve essere e poi c'è degli sconti per noi, per la nostra attività, perché non si può spendere il 10% del nostro viaggio nelle autostrade, quindi il 20% oltre all'aumento sicuramente deve venire fuori in qualche modo. Abbiamo già dei rimborsi ma non bastano più. Escono a Spinea, voi metterete i divieti a Milano. Ce ne abbiamo già, ma la aumenteremo, l'abbiamo anche dovuto dichiarare, però ci spiace perché alla fine ci sono anche le attività, c'è un momento di grande crisi, quindi ci sono anche le attività come gli autotrasportatori che devono fare il loro lavoro. E questo è il punto, perché dobbiamo essere costretti a fare una sorta di guerra tra poveri, dico, perché loro hanno bisogno di lavorare e le loro noi, aziende le hanno città, bisogno della merce. hanno bisogno di vivere, perché ci sono anche dei residenti che ovviamente non sono in grado di sopportare tutto questo flusso di traffico che già c'è, perché comunque vanno al casello, c'è ancora chi va al casello, quindi ricordiamolo, quindi c'è già un traffico per una città che non era abituata a questo, più si sommano queste prove di strade normali, perché non ce l'ha solo Spinea il problema se adesso escono a Spinea o entrano a Spinea, perché noi siamo ai confini, per cui un tratto di strada per andare al casello di Spinea è su Milano, per cui alla fine l'intasamento, ed è tra l'altro un tratto che è molto vicino all'ingresso dell'autostrada, perché è una provinciale, è Viale Venezia, una strada già in grosse difficoltà che stanno allargando la provincia e che quindi subirà... Avete aumentato il numero di vigili? Cosa avete fatto? Noi vorremmo arrivare ad un dialogo, cioè se saremo costretti ad usare quel poco che possiamo usare lo useremo, io l'ho dichiarato, però noi abbiamo chiesto i dati perché vorremmo che appunto a seguito di questa scelta fatta dal 1° gennaio ci venissero passati i primi 15 giorni appunto di questa nuova tariffa, vorremmo vedere le differenze, vogliamo già vedere, abbiamo chiesto proprio un monitoraggio dei flussi, abbiamo firmato una lettera congiunta, io e il sindaco di Spinea, proprio per vedere i cambiamenti dei passaggi. Tra l'altro Milano si è attrezzata da un anno a questa parte, anche noi ci stiamo attrezzando proprio per fare le misurazioni dei passaggi autostradali, perché noi stiamo aspettando con ansia l'apertura del casello di Scorzè Martellago. Vorrei ricordare, era un discorso che era emerso in una telefonata prima, il senso che ci siano tanti caselli così ravvicinati aveva un senso di progettazione, nel senso che le auto delle nostre città e quindi dovevano essere facilitate a entrare nel passante con un costo molto basso per non intasare le strade che già erano intasate. Questa era la filosofia del passante, che però vediamo non la stanno rispettando. Ma quando si aprirà il casello di Martellago? Deve aprirsi entro ottobre, teoricamente ottobre-novembre è previsto. Tra un anno praticamente. 2014 è previsto da gara. Io spero, sindaco di Silvano, che lo aprano perché Milano non ce la fa più. Come sono i tempi. Ma la vera soluzione è far tornare il traffico con un rapporto sereno di fiducia e di onestà in autostrada. Allora per farlo tornare in autostrada bisogna prevedere che gli incrementi tariffari non possono essere quella cosa paradossalmente l'idea del passante era che fosse un passante aperto. Esatto. Allora è chiaro che lì prima l'amico di Spinea diceva ma voi se pensiamo a mettere nel casello di Mira Oriago un piccolo pedaggio magari, il problema è questo, è che uno schema che noi avevamo pensato come anche un intervento a supporto della viabilità
diciamo metropolitana. Se adesso lì a Mirauriago mettiamo anche un piccolo pedaggio, significa che la camionabile diventa e la Riviera, ricordiamolo, che chi c'è anche il portavoce dei residenti di Via Luneo a Spinea, che è un certo Gianni Corò, che è arrabbiato anche con lei. Andiamo ad ascoltarlo. Meno male, almeno uno che si è arrabbiato. Sentiamo un attimino cosa richiede Gianni Corò per la voce degli altri residenti anche. Io sono un abitante di Via Luneo. Noi qui ormai sono 14 anni che combattiamo per questo passante. Sono d'accordo con l'amico che ha parlato prima di me, che ora è tempo che i politici regionali, locali si diano un attimino più da fare, perché fino adesso sono stati assenti completamente, totalmente assenti. Noi abbiamo fatto grandissime lotte e quant'altro, e compreso anche il Chisso, cioè assessore alle strade, a quello che dovrebbe essere tutelato i nostri diritti, si muova di più anche lui, perché abbiamo i treni che funzionano come 30 anni fa, è una cosa allucinante. Questo signore è 20 anni che fa politica, è ora il tempo che se ne vada via, lascia il posto a qualcun altro, che ora è tempo di farla, perché siamo stanchi di false promesse. Il sindaco che abbiamo a Spinea si assuma le responsabilità di sindaco, perché lui deve tutelare la nostra sicurezza. Noi non siamo tutelati da nessuno, e ora è tempo che venga fatto piantumazione, foro assorbenti e quant'altro, tutto quello che c'è da fare, perché siamo stanchi. Abbiamo fatto denunce e quant'altro. Noi vorremmo che qualcuno andasse in galera, perché stiamo stanchi di vedere destra e sinistra che giocano solo alla nostra pelle. Qui ci sono stati anche dei morti. Volevo aggiungere qualcosa di importante, che praticamente quando hanno fatto il passante non si sono dimenticati, proprio non vogliono fare nulla. Le opere complementari, parlato col sindaco l'ultima volta, ci siamo lasciati in malo modo, perché purtroppo non si fa nulla, si fa tante belle promesse. Già 2 anni fa erano venuti qua a prendere delle misure che dovevano fare le opere complementari. Noi viviamo alla fine tra Spinea e Milano, dove che non c'è servizi zero, già non adesso perché c'è il passante, ma anche da molti anni prima. È 40 anni che paghiamo le tasse per nulla. Noi non dovremmo pagare nemmeno quelle, tant'è che le prossime tasse le porterò al sindaco di Spinea, che me le paga lui. Tanto lui, come alla fine mese, prende 5-6 volte i soldi che prendo io in un mese. Quello che voglio dire, senza far polemica, noi vorremmo che il più presto possibile siano fatte queste opere complementari, che è sempre l'ora che cominciano, perché viviamo in mezzo al terrore, ed è molto molto pericoloso, e che le opere complementari siano fatte subito, d'urgenza, se no troveremo i provvedimenti adeguati. Ecco, la risposta è d'obbligo. Beh, certo. Allora io comincio proprio dall'ultimo. Diciamo che il signor Corò è abbastanza arrabbiato con me, quindi scendiamo anche sul personale. Quindi cominciamo dalla mia indennità. Io ho ridotto la mia indennità del 60% rispetto a quello che prendono tutti gli altri sindaci a parità di popolazione del paese. Io ho 700 euro netti al mese di indennità come sindaco per un paese di 28.000 abitanti. È una scelta che io ho voluto fare in questo momento. I 20.000 euro che vengono risparmiati dalla mia indennità sono nel capitolo aiuto alle famiglie in difficoltà. Quindi insomma questo le fa onore. Potremmo solo partire da questo per dire. Il signor Corò, come tanti residenti, sono arrabbiati perché il passante è diventato per qualcuno un'opportunità, per altri invece è diventato un tormentone quotidiano, perché se prima uno abitava all'Uneo e non c'erano rumori, adesso passa il passante, è chiaro che adesso la situazione è molto, molto più difficile. E qui ritorniamo al problema che il discorso di pedaggi non è solo un problema di ammortizzare quel 1.300 milioni di costo del passante, è anche un problema di capire come questa infrastruttura che è passata nel territorio si fanno anche le opere di mitigazioni ambientali. Il signor Corò si riferiva in modo particolare al discorso del passante verde, alle aree boscate, e anche ad una proposta che io ho fatto, che poteva essere anche una proposta intelligente, che era quella che per ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico del passante si potesse
facendo proprio riferimento all'esperienza della Transpolesana, si potesse mettere nel passante le barriere fonoassorbenti e fotovoltaiche. E quindi in questo modo noi potevamo ridurre fortemente l'inquinamento del passante e anche avere un ritorno dal punto di vista economico, non tutto l'investimento, ma insomma l'investimento si poteva pagare all'80%. Naturalmente sono proposte che, siccome vengono avanzate da un comune, il comune ha una forza molto piccola. Ma questo signore fa parte di un gruppo di abitanti? No, poi per dire che la proposta è stata fatta ma non è stata accolta. Per quanto riguarda le opere complementari, sentiva prima il sindaco di Milano che sta ancora attendendo 19 milioni di euro. Noi siamo un po' più fortunati, tant'è che tra le opere aggiuntive a quelle complementari siamo in grado di fare una pista ciclabile e di messa in sicurezza della via Luneo, perché la via Luneo è una via che è una via di collegamento con la 36, che è un'opera aggiuntiva e complementare al passante. Quindi voglio dire, le risposte le abbiamo date, dopodiché... Ma mi scusi, sono gli unici abitanti che si lamentano, la situazione loro l'abbiamo vista, non è sicuramente idilliaca, ecco, ma sono gli unici abitanti di Spinelli che si lamentano della tangenziale, e anche a Milano ce ne sono? No, diciamo che tutti gli abitanti che risiedono vicino all'arteria, al passante, hanno motivi per rivendicare qualcosa. Manca la mitigazione, manca in maniera pesante. Il problema vero è che noi abbiamo l'opera più importante fatta in questi anni, che non ha alcun monitoraggio ambientale che in questo momento funziona, tant'è che noi abbiamo scritto a CAV francamente CAV dice che la responsabilità è più in capo ad ANAS, ma di fatto noi ci troviamo in questa situazione che è paradossale, che se io voglio sapere se il passante inquina, va bene, ho dovuto spendere 30.000 euro del bilancio del comune di Spinea per sapere il livello di inquinamento e di situazione delle polveri nel mio territorio. Quindi a fronte di un'opera... Com'è la situazione? La situazione è che sicuramente con il passante la situazione è peggiorata, insomma, perché chiaramente se noi andiamo a vedere i dati del 2008 e del 2009 hanno dati di inquinamento sicuramente non tantissimo, ma più ridotti. Il rimedio sono solo le barriere? Il rimedio sono sicuramente le barriere, ma e anche interventi di mitigazione ambientale, insomma. Ma la questione più grossa è di avere la situazione sotto controllo, perché non è possibile che un'opera del livello del passante non abbia un sistema di monitoraggio ambientale anche post opera. Certo, andiamo a pubblicità, rimanete con noi tra poco.